Ed eccoci qua di nuovo nel nostro studio, che è diventato ormai sede stabile della Stanza della Gabbia, ma anche di alcune consulenze che noi stiamo svolgendo. Abbiamo anche da darvi una novità, nel senso che la nostra squadra si sta arricchendo perché ci sono degli operatori olistici specializzati nel Reiki che verranno proprio qui a fare le loro attività di Reiki, quindi chi vuole prendere contatti lo faccia tranquillamente attraverso i canali che voi conoscete, ma anche un altro professionista del benessere che farà costellazioni familiari e le farà proprio qui da noi. Quindi, compatibilmente con il fatto che ci sia distanza o meno sociale, sappiate che qua si sta riprendendo nella sede di Via Carbonia 14 a Cagliari tutte le attività Reiki, costellazioni familiari e anche un corso di difesa personale. Quindi cercheremo di allungare i nostri servizi. Questo è uno dei servizi che noi stiamo intraprendendo. Io cerco di mettermi ancora meglio per voi, ecco, così vi vedo meglio. Gabriele dietro la telecamera che saluto, grazie ancora a Gabri, sempre molto preciso e puntuale in tutte le sue manifestazioni, grazie a tutto lo staff che ci aiuta in questo nostro processo di crescita. Siamo già un buon numero, ma dobbiamo crescere, 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 quindi fateci crescere facendoci pubblicità. Non Solo Terra è questo piccolo canale nel quale noi ci stiamo muovendo e oggi, per concludere al meglio il caso di Edward Bill Meyer, l'uomo mancante di un braccio, l'uomo delle Pleiadi, ho portato dalla mia personalissima biblioteca, qui credo che non ci sia bisogno di grandi zoomate, uno dei libri edito dalla Rizzoli, straordinario libro fotografico e non, nel quale si conclude, diciamo, il discorso delle Pleiadi. Vi voglio dare qualche piccola informazione proprio di questo libro, perché ci sono le dichiarazioni del comandante della flotta pleiadiana, io ve ne leggo alcune, vi faccio vedere, ecco, mentre io sfoglio sicuramente noterete delle foto meravigliose con questi tipi di aviogetti bellissimi, ecco, giusto per capire che razza di libro è questo, chi è appassionato non può perderselo nella propria biblioteca, ecco, ovviamente Gabriele mi dà i segnali di come potervi, io mi nasconderò dietro, perfetto, andiamo un po' a leggere qualcosa inerente, è difficile anche sfogliarlo, ma gli appassionati, i veri appassionati, ecco qua, Semiase ad esempio, ecco qua, questo è Ptah, astronauta pleiadiano 1975. Un solo secondo nello spazio senza tempo equivale a milioni di anni nello spazio normale. C'è Gabriele che gli sono cadute le mascelle, perché chiaramente è così. Semiase invece, sempre la famosa Semiase, questa pleiadiana col quale lui ha avuto proprio grandi relazioni, non ci proponiamo di toccare il limite estremo dell'universo perché è un confine che non esiste. Bellissima questa frase, ma andiamo a qualche cosa ancora di più, perché sono veramente dei concetti molto particolari. Semiase, 1975, i terrestri hanno compiuto un primo passo nell'esplorazione dello spazio e sono riusciti ad arrivare sulla Luna, impiegando il sistema della propulsione a razzi, ma sono ancora fermi a una fase sperimentale primitiva. Per lanciarsi più oltre nell'universo hanno bisogno di produrre un'energia propulsiva che generi una velocità iperspaziale, perché soltanto così le immense distanze diventeranno superabili ed essi potranno varcare la barriera dello spazio e del tempo, che risulta quasi annullata quando si entra nel non spazio e nel non tempo. A chi padroneggia questo sistema bastano frazioni di secondo per superare distanze equivalenti ai vostri anni luce. E questa può essere una risposta per chi dice come fanno ad arrivare qua. Per quanto riguarda tempo e antitempo, c'è un bellissimo video edito dalla Macro Edizioni, un CD, quindi un video, di Mario Pinkerle che parla di tempo e antitempo, materia e antimateria. Molto interessante perché lui era un grande. In questo canale, tra un po', quando esauriremo questo manoscritto, cominceremo a produrre i filmati dei convegni, le interviste di Mario Pinkerle e cominceremo ad andare su altri settori della conoscenza. Per concludere alla grande questo caso Meyer, ecco qua, Semiase,
Entrando nella condizione esistenziale terrestre, dobbiamo procedere a una lieve modifica per essere in grado di adattarci al vostro mondo. Si tratta di stabilire il collegamento che ci mette in sintonia con voi, in modo da essere in grado di effettuare uno scambio. È proprio quello che succede con le vostre ricetrasmittenti, che, se opportunamente regolate, vi consentono di comunicare senza disturbi. Nel nostro caso, ci assicura una percettività perfetta e una perfetta acclimatazione al vostro mondo fisico. È un procedimento d'obbligo per tutte le forme di vita extraterrestre che arrivano sul vostro pianeta da altre dimensioni. In mancanza di questa piccola modifica, il contatto sarebbe impossibile. Nel frattempo ha squillato una voce, deve essere voci dall'aldilà. Io nel frattempo adesso sospendo provvisoriamente e ci rivediamo tra un paio di minuti, perché spazio alla pubblicità. Non è vero, è uno scherzo. A dopo, ciao. Bene, rieccoci. Vedete che la poltrona vuota è stata occupata degnamente dal nostro comune amico e per me fratello Tom Bosco. Apparizioni, sparizioni, glicerina e nitro o nitro No, e nitro e glicerina. glicerina. Ok, Vabbè, è lo perfetto, stesso, dai. esatto. Però prima di iniziare questa seconda parte vi voglio dire che Eric von Däniken è vivo. Lo confermo, è vivo e lotta Gabriele insieme a noi. È in terra che si sta rotolando perché dopo la morte annunciata nei nostri canali abbiamo il dono della risurrezione. Eric von Däniken è vivo. Sparizioni, riapparizioni. E c'è Gabriele che non riesce a stare in piedi. Vabbè, noi siamo anche così un po' simpatici. Questo è il Solo libro, un po', solo un po'. un po'. Questo è il libro Contatti dalle Pleiadi, che in lira all'epoca erano 48.000 lire, oggi sarebbero 24 euro, ma un libro del genere che non troverete se non di seconda mano, e io non lo vendo. Manco io. Non lo pagherete meno di 150-200 euro, io non lo venderei manco per 500, perché nella biblioteca di un ricercatore appassionato non può mancare questo. Cosa dice Semiase? Nel 1975 Semiase, la pilota donna che aveva i contatti maggiori con Edward Vilmeyer, l'altro era un astronauta che si chiamava Ptah, sembra uno dei personaggi dei fumetti. Fra breve gli dice: disporrò di un'astronave di nuovo tipo che tu potrai fotografare da vicino per ottenere immagini più nitide. Ecco, questo è quello che gli dice. Mentre qui nella seconda pagina c'è una dichiarazione del colonnello Wendell C. Stevens, che io ebbi Hai conosciuto? l'onore e il privilegio di conoscere, Bello, anzi ho una foto con lui o di lui comunque, dove indossa un regalo che gli ho fatto io, gli ho regalato il brevetto di pilota italiano, lui essendo americano gli ho regalato l'Aquila d'Oro dei piloti italiani. Questa è una lui bellissima orgogliosamente si faceva fotografare. un grandissimo, adesso penso sia scomparso, no? Sì, Purtroppo questa sì. volta questo te lo confermo. Come Robert Di questo sono Dean, sicuro. tutti questi sono purtroppo scomparsi. Poi ci sarebbe anche qualcosa da aggiungere, non so se abbiamo tempo, Certo. ma a lui successe tra l'altro quello che è successo a un sacco di personaggi che sono saltati fuori a raccontare storie scomode. Lui venne coinvolto in un'accusa, venne incastrato praticamente, classico. con l'accusa di aver molestato una minorenne in piscina, eccetera. Passò i guai suoi per questa cosa qui, insomma. E io francamente mi riesce molto difficile pensare che per una persona come lui, esatto. La storia è simile. Pari. Togli un capo d'accusa, lo sostituisci con un altro. Sì. Però anche il buon Wendell evidentemente è stato un personaggio a suo modo molto scomodo. Dice: non è ancora stato possibile scoprire o documentare il modo in cui Meyer sarebbe potuto venire a conoscenza di questi dati scientifici se non attraverso i contatti da lui descritti. È ovvio che avevamo mostrato il libro della Mursia, Contatto dalle Pleiadi, molto antico,
questo è successivo, molto bello, ma di Meyer ci sono anche tutti i documenti di UFO Network, che è la videobiblioteca di Maurizio Baiatta e all'epoca anche Roberto Pinotti, che hanno fatto circa 25 VHS che io dispongo e mi sono trasformato ovviamente in DVD perché sennò si... Poi c'è tutto Obi Warwick che riparla della linea Obi Warwick che riparla degli UFO, e quindi il caso Meyer. Hanno scritto delle cose specialmente su alcuni aspetti di come si muovono i suoni all'interno dell'astronave, quando si tira anche i suoni Sì, del video. me lo ricordo. Te lo ricordi? È stranissimo perché cioè, purtroppo è un caso che è stato infangato un po' per volontà di altri, un po' perché lui non si è saputo gestire in qualche modo, però è un caso veramente da affrontare. Lui diciamo che ha... Un caso più grande di lui, forse. Ma tu lo sai benissimo anche tu quello che è successo a lui, quello che è successo al nostro amico Carlos Diaz di cui parlavamo prima, e innumerevoli altri contattati o contattisti, chiamiamoli come vogliamo, i quali a un certo punto non sono riusciti a sostenere il peso di questa cosa. A un certo punto, Sì, ma soprattutto entrano in ballo vari fattori qui. Entra in ballo l'ego, che purtroppo... La voglia di essere scelti, i migliori, e quindi... No, ma soprattutto questa specie di santità. Il problema si ingigantisce quando loro hanno costruito tutto il loro personaggio pubblico intorno a queste vicende, a questi contatti. E che succede quando i contatti smettono per qualche ragione? Non sono più nessuno. Allora devono inventarsi qualcosa, e ti stavo citando prima... Sì, quello di Wendell Stevens. Esatto. Ti stavo citando prima il fatto che lo stesso Meyer, mentre il materiale contenuto in questo libro è straordinario, unico al mondo, di riferimento è tutto... In anni seguenti, diciamo a partire dagli anni 80 o verso fine degli anni 80, se non ricordo male, Meyer ha cominciato a produrre e a mostrare delle fotografie che erano chiaramente dei falsi. Quindi infangando l'uno e l'altro alla fine. Ma infangando, sai, ci sono comunque i gonzi che continuano a credere, no? Io mi fido, Meyer. No, perché se in un carro ferroviario siamo in 10 e 9 rubano, probabilmente anche l'unico sano diranno il ladro anche quello. Quindi alla fine basta una notizia, tra virgolette, negativa per smentire le bellezze di quello che potevano essere le notizie positive. Concludo questo, sempre di Semiase, dice: l'uomo dovrebbe sapere che il Dio, e lo chiama l'energia, altro non è che la forza creativa, e anche l'uomo, sia che provenga dalle sfere spirituali superiori e che vi sia innalzato dopo numerose vite terrestri, è soggetto alla creazione, rispettivamente non è un complemento. Quanto più si eleva, tanto maggiore diventa il potere di cui dispone, e non si può considerare Dio come un'entità a sé stante rispetto alla creazione, dato che Dio stesso ne costituisce una parte, e con lui tutti gli altri dei che coesistono con la creazione nelle varie condizioni esistenziali, tutte fasi di sostanza celeste e immediata, ciascuna perfettamente adattata a loro. Questa è una frase molto bella di Semiase, ma direi che ce ne sono tantissime. Se noi impegniamo tutto il tempo nella lettura di questi bellissimi racconti, aneddoti di Semiase, ma dovete Posso fare un appunto? Appunto fa. Io faccio appunto, però attenzione che dico cose molto scomode. Va bene, tanto più scomode anche per te. Va bene. Cioè, non è detto poi, è un, diciamo, non so nemmeno come definirla, è un appunto, un'ipotesi di lavoro, qualcosa su cui ragionare, da non escludere, una riflessione. Meyer incontra Semiase. Descrivi ai nostri spettatori Semiase com'era. Molto bella. Una gnocca. Una gran gnocca. Colore dei capelli? A volte è descritta o con i colori dei nordici, quindi biondi, oppure color cenere. Bionda, un cenere biondo. Diciamo bionda. Una bella biondona, una bella nordica. Io ho fatto un'esperienza, mo ve la racconto. Sì, però volevo finire. Poi pensavo avessi fatto... No. Ok. No, va bene. Diciamo... Vedete, come parlava? Che lingua parlava Semiase? Dunque... Parlava con lui la lingua di lui. Lui di dove era? La sua lingua. Svizzero. Svizzero, ma ti toffe svizzero. Svizzero parla italiano, parla latino, parla francese, parla tedesco. Tedesco, ja? Tedesco, ja. Parlava tedesco, ja? Esatto. Bionda, parla tedesco. Nazisten?
Io non so questo, perché Ecco adesso qua, ho la complotti. sindrome del dottor Stranamore, ja. Complottismo allo stato puro. Però io dice questo, anche amici di George Adamski, ja? Erano così, esatto. Come erano biondi forse? Sì, biondi, certo. Biondi? Biondi. E volavano su strani, Oggetti? no, sui loro dischi volanti. Assolutamente. Che Di guarda Adams se ne caso, parlerà. assomigliano molto. A quelli delle Pleiadi. No, assomigliano molto. Però dici che Anche vivono quelli da delle bene, Pleiadi, loro. sì, vabbè, indipendentemente da questo. Io non voglio dire, adesso a parte gli Venusiani. scherzi. Però è curiosa questa cosa. Guarda che è una cosa, tra l'altro ho fatto scandalo, ho creato un bel Beh. trambusto a Pescara quando Bello, immagino. di fronte al come si chiamava? Il coautore di Adamski, pilota della RAF, che era lì, ebbi modo di... Ne abbiamo troppo in testa. Comunque insomma, quando ho sollevato semplicemente questa cosa, ma com'è che questi dischi, questi velivoli discoidali visti e fotografati da Adamski sono praticamente la fotocopia di quelli che presumibilmente avrebbero sviluppato i tedeschi nella base, cioè I famosi V2. non le hanno... I famosi V2. No, le V2 erano dei missili. Ci mancano 7 minuti. Ci mancano 7 minuti, quindi adesso lasciamo perdere. Ormai sette. la pietra l'ho scagliata. Va bene. Diciamo che credo che sia saggio. Io francamente privilegio l'ipotesi. Sì, anche io, però questa. è saggio avere. Però è saggio non escludere anche altri scenari. Adesso Tommy mi mette, e qui ovviamente dobbiamo poi dedicarci al manoscritto, se no arriviamo tardi. L'esperienza che ho avuto io ve la racconto nel prossimo video. Una cosa che Corrado Malanga, che è comunque rispettabilissimo ricercatore, probabilmente sul campo dell'abduction al mondo è quello che ha fatto per me assolutamente di più, perché è vero che John Mack ha fatto, è vero che Bud Hopkins ha fatto, ma Corrado Malanga, 30 anni che abbiamo lavorato insieme, questo va onorato. Onore al merito di Corrado per aver comunque dato una visione della coscienza dell'universo completamente diversa da quella che noi conoscevamo. In una delle sue ipnosi, e ne troverete tantissime, i suoi addotti raccontano che dopo che è entrato il coccodrillo, dopo che è entrato la lebe, cioè l'entità biologica extraterrestre vicino al tavolo, arrivano dei personaggi vestiti come militari con le uniformi naziste. E uno in ipnosi ricorda uno col baffetto come quello di Hitler. Questo mi ha colpito moltissimo, perché ho detto, tra me e me, vuoi vedere che non è mai morto e questo l'hanno portato da qualche parte, ma sono congetture evidenti. No, morto credo che sia morto, ma certo non è morto nel 1945 a Berlino, questo è sicuro. Ecco, vedete? Assolutamente certo, ormai al di là di ogni ragionevole dubbio, si sa. E quindi chissà che cosa si è cominciato anche a ricostruire il modo in cui lui è scappato da Berlino, è stato portato, comunque praticamente un buon periodo l'ha passato in Argentina, a Bariloche, non so come si Quindi non è pronuncia. morto nel 45. Assolutamente no, ma Sarà morto negli 80 magari. Negli 80 magari. diciamo credo verso gli anni 70 più o meno, fino agli anni 70, adesso non lo so, perché di fatto io non lo so, Certo, non lo posso sapere. Però rimane il dubbio. Questa ipnosi a me colpì molto, perché sapere che comunque gli addotti ti raccontano queste cose, a me è capitato di ascoltare delle cose personalmente di persone che si sentono in un ambiente seminterrato o chiuso, con un odore di muffa, e vedere delle sagome con delle uniformi. E raccontano di queste cose qua, quindi è molto curioso. Va bene, andiamo al nostro i Star Elders, il manoscritto degli Apache. Eravamo arrivati alla pagina 22, andiamo ora alla pagina 23. Finisce così: Indio sedeva di fronte al fuoco, Beer gli portò un altro caffè. Midnight e Lindo sedevano ai fianchi di Indio. Così, fratellone, disse Beer, sedendosi vicino a lui. Dove sei stato la scorsa notte? Indio lo guardò. Ora domandate, disse Indio con un sorriso. Anche Beer sorrise. Ora io ti domando, rispose Beer. Indio tornò al suo caffè e ne prese un sorso. Pensate al dettaglio del racconto di quando loro prendono il caffè, cioè, quindi proprio avevano deciso di scrivere con una cronistoria giornaliera quello che succedeva in questa ospitata di questo essere recuperato da Roswell, secondo quello che dice Robert Morningsky.
Apache Boy si sporse per sentire. Sono stato con l'Elder tutta la notte, disse Indio. Oh, commentò Beer, muovendo la sua testa su e giù. Oh, ripeté Indio, tu mi hai ubriacato, voi tutti mi avete ubriacato con l'acqua. Vi dico che sono stato con l'Elder, e tutto quello che mi dite è oh, Beer lo guardò. Che tu sia stato oppure no con l'Elder, questo ti esime da farci sapere dove sei andato, disse. Indio era sorpreso. Beer aveva ragione. Aspetta un minuto, protestò Indio, aspetta un minuto. Diede un'occhiata a Der Henny. Allora cosa mi dici, Der Henny? Protestò Indio. È scomparso tutto il tempo. Che differenza c'è con quello che ho fatto io? Dice Der Henny sbuffò. Beh, guardò Der Henny e poi ancora Indio. È proprio una vita di una famiglia che vive i minuti quotidiani, se la scrive, se la appunta. Accidenti, aveva ragione ancora, pensò Indio. Stai diventando saggio, crescendo, fratello, disse Indio. Hai ragione ancora. Beer sorrise. Era buono sentire i complimenti di Indio. Gli altri sorrisero. Questo era buono. Così Indio disse. Apache Boy insisté. Cosa accade tra te e l'Elder? La notte scorsa sei corso via da qui come se avessi visto il diavolo in persona. Bene, non esattamente il diavolo, pensò Indio. Sì, Indio, si aggiunse Midnight. Cosa accade? Cosa hai visto? Hai visto quello che abbiamo visto noi? Hai visto il fuoco nel cielo, la terra esplodere? Vi ricordo che stavano guardando attraverso questo Elder, questo Star Elder, stavano guardando la genesi della terra. Quando la terra poi è stata più volte colonizzata e più volte la vita è stata rimpiantata. Sì, rispose, ho visto cosa avete visto, l'esplosione e il fuoco. Indio ricordò il proprio spavento durante la rivelazione della visione dell'Elder. Avete visto l'uomo scimmia? Ecco quello che vi dicevo. Domandò lentamente, sperando che la visione avesse risvegliato Beer. Midnight e gli altri si guardarono l'un l'altro. No, fratello, Midnight scosse la testa. Non c'era nessuno uomo scimmia o cose del genere. Beer ebbe un'espressione interrogativa. Apache Boy gli sorrise. Indio era felice perché Beer l'avesse evitato. Ma come era accaduto? Nessuno ha visto la bestia della cava, indicò, e poi qui andiamo alla pagina 24 che leggeremo nella prossima puntata di questo canale meraviglioso. Io vi ringrazio, grazie a Gabriele, grazie a Tom che è sempre vicino a noi e grazie a tutto lo staff. Alla prossima, ciao ciao!